Bar aperti ma circoli chiusi da febbraio 2020. Una discriminazione che non aiuta il paese, dice il Forum Veneto del Terzo Settore, che dopo 10 mesi di silenzio e mancati introiti ha deciso di non tacere più. Vanno riaperte in qualche modo, chiede anche le attività di vendita di cibo e bevande riservate ai soci, per ripristinare la solidarietà, un'esigenza per la quale si ricorre spesso all'aiuto, guarda caso, proprio del terzo settore. Però il terzo settore, il volontariato, è fatto di luoghi fisici, è fatto di luoghi di aggregazione che in questo momento sono per la maggior parte fermi, nonostante che ci siamo attrezzati per tempo. Sono 30.000 in Veneto, circa 5.000 a Padova, le realtà di volontariato attive soprattutto nella cultura, lo sport e la solidarietà. Nei piccoli centri e nelle periferie sono l'unica occasione di socialità. Secondo noi si sta perdendo anche l'opportunità per raggiungere anche quei soggetti che possono avere più bisogno di essere, tra virgolette, intercettati e aiutati anche dai servizi pubblici. Riaprire le porte per un caffè o un pasto caldo scongiurerebbe l'interruzione definitiva dell'importante rete di solidarietà e socialità che vi è collegata. L'appello ai parlamentari e ai componenti del governo veneti. Sapersi fare interpreti anche della specificità, della maturità con cui le nostre realtà sono organizzate, in modo da, come dire, richiedere le giuste non eccezioni, perché qui non si tratta di fare eccezione alla regola, ma valorizzazione di quelle eccellenze che modestamente abbiamo e che possono consentire al sistema pubblico-privato della sussidiarietà di mettere in campo delle risposte ai nuovi bisogni che stanno emergendo. Quello che però verrebbe a mancare è la presenza sul territorio di organismi organizzati e capaci, in sinergia con il pubblico, che deve sempre avere la regia, di appunto raccogliere queste esigenze che saranno sempre più diffuse e drammatiche.